Oggi è una giornata particolare della trasmissione 3 minuti per la tua salute, il resoconto dell'incontro conferenza che abbiamo tenuto a Caorle per dare i dati conclusivi della campagna di sensibilizzazione e diagnosi precoce del melanoma. Quindi abbiamo voluto concludere questa campagna che è iniziata il 5 novembre dell'anno scorso proprio nella città di Caorle. Voi vedete siamo nella sala consigliare e quindi assieme al medico di famiglia, assieme al farmacista che tra l'altro è il presidente dell'ordine dei farmacisti, assieme al dottor Baso e al dottor Luca Antelmo che è l'assessore ai servizi sociali e della cultura, abbiamo voluto dare qui i risultati. Abbiamo avuto un aumento il primo anno che abbiamo iniziato circa del 15%, passando da 108 a 120 casi di melanoma, mentre quest'anno abbiamo avuto un aumento quasi del 20%, passando dal 120 a 140 casi di melanomi operati. Ma quello che è più importante ancora è i melanomi in stadio iniziale, melanomi in situ, displasia melanocitaria grave, cioè cellule che stavano per diventare melanome. Di questi casi ne abbiamo avuti più di 150. Noi ci auspichiamo che effettivamente tanti casi di melanomi così allo stadio proprio iniziale rinvenuti siano dovuti proprio alla sensibilizzazione che abbiamo fatto. Però bisogna fare anche un appunto negativo. Noi avevamo regalato un videodermatoscopio all'ospedale di Portogruaro. Bene, dopo varie proteste abbiamo potuto avere la certezza che il videodermatoscopio di Jesolo, presente e regalato da 6 anni, è ancora imballato e mai usato, che il videodermatoscopio regalato a Portogruaro e trasferito provvisoriamente a Musile non è mai stato usato una volta. Ecco, io spero che questa campagna sia servita e che prosegua nel tempo, poiché la gente dovrebbe essere sempre più sensibile a prevenire questo tipo di malattie.